Viaggiatori, Ciao viaggiatori. buongiorno. Quarto episodio camper trekking, anche questo fine settimana. Vedete il van super in fondo là. Siamo arrivati giusti che abbiamo preso l'ultimo posticino in piazzola, quindi tanta roba. Allora, dopo vi faccio vedere bene l'area camper, perché è a tutti gli effetti un'area camper, a parte non è dotata di corrente, va bene, però c'è carico e scarico, è molto wild. Carico perché... solo io in estate. Esatto, d'inverno è ghiacciato, ghiacciato. quindi non c'è. Ci troviamo vicini alla strada delle 52 gallerie che abbiamo fatto nell'ultimo video. Questa volta però faremo il versante verso il massiccio del Carega, domani mattina super trekking, ma adesso andiamo a pagare, si va su al rifugio che è sopra l'area e scopriamo anche noi. Andiamo su, chiediamo il rifugio e paghiamo la sosta a 6 euro al giorno, quindi 6 euro 24 ore. tanta roba. Ok, noi siamo parcheggiati qui, bisogna pagare qui al rifugio Balasso. Qua è segnato un percorso e vedremo di farlo e di scoprirlo. Qui intanto 2 postazioni con tavole e barbecue in mezzo al bosco, che figata, Miki. Il rifugio con le montagne dietro, il sole e le nuvole, non è male. Guardate qua il rifugio Balasso in tutta la sua spettacolarità. Arriviamo lì. Buongiorno. Dai. Parlando del trekking di domani, invece, partiremo da qui e raggiungeremo Cima Cornetto a 1900 metri. Percorreremo un pezzo dell'anello di Campogrosso, quindi passeremo per un ponte tibetano, il ponte Avis, che conosciamo benissimo e Michele ha già fatto più volte. Vai. Vi daremo 2 opzioni se volete un percorso tranquillo, quindi il giro di Campogrosso in totale spianata fra prati e malghe, sì, che è sciallissimo, bellissimo, oppure andate su in vetta, lì avete l'imbarazzo della scelta fra il Baffilan, il gruppo del Carega. Domani secondo me domani 20 km morbidi ci facciamo tutti. Domani sì. Abbiamo parcheggiato qui e non su al piano delle fugate, che sarebbe stato più comodo, perché su costa un botto, intanto hanno aumentato i prezzi di tanto e non ci va. Qui siamo in mezzo al bosco, paghiamo niente, si può aprire la tenda, si può tirare fuori sedie e tavole perché è un'area camper, quindi tutto permesso e vabbè, andiamo a pagare. Ho trovato il parchimetro proprio in ingresso del rifugio, quindi parcheggio camper, noi paghiamo con carta, 6 euro domani sera alle 8:20, 12 euro. Vabbè, fino a domenica sera, quindi conferma e paghiamo. Ormai ci conoscete, venerdì pizzetta, birretta e noi ci vediamo domani mattina prestissimo. All'alba. Ciao! Qui il carico e lo scarico, molto semplice ma funzionale. Funziona l'acqua? Sì. Sì, ok. Signori, un buon giornissimo. Guardate che giornata che c'è oggi. Mamma mia, montagne spettacolari, nitidissime, non c'è foschia, quindi teoricamente tanta roba oggi. Allora, riprendiamo da dove ci hanno lasciati ieri sera, quindi siamo ai piedi di Rifugio Balasso, dove abbiamo pagato. Stamattina partiamo da qui e da Malga Pra andremo per quel sentiero, dovremo raggiungere l'ossario del Pasubio, per poi proseguire Ponte Tibetano, Campogrosso, da lì su Baffilan, 3 Apostoli e punto finale che sarà Cima Cornetto. Ci prospetta una bella giornatina, quindi non perdiamo tempo e partiamo a trotteggiare in mezzo alle maghe, che figata. Circa 40 minuti da Rifugio Balasso e si arriva al sacrario del Monte Pasubio. Vabbè, non ci sono scritti gli orari di apertura, ma solo di chiusura. Vi lasciamo in descrizione tutto quello che potete leggere, quindi mai trovare informazioni anche su orari di visita e ingresso. Poi per esempio lunedì è chiuso per riposo settimanale. Esatto. Quindi vabbè, vi lasciamo in descrizione il link con tutte le informazioni sul sacrario del Pasubio e noi marciamo verso il Ponte Tibetano, Miki. Vamos! Qui vedete il nostro obiettivo, Monte Cornetto, dall'ossario saranno 2 ore. Siete felicissima. Per il ponte tibetano si prosegue di qua fino a che non troverete questo bivio. Questo vi porterà giù a Pian delle Fugazze, quindi girate a sinistra e verso il ponte tibetano. vai! Poco prima del ponte troverete anche questo bivio che vi porterà
anch'esso al Monte Cornetto, ma guardando sulla mappa sembra più che altro una direttissima di quelli che fanno tipo trail running o insomma dovrebbe andare su abbastanza E non è rapidamente. proprio- Preferiamo fare Ponte Tibetano, Campogrosso e poi andare su al Cornetto dall'altra parte. Cornetto che in teoria è questo qua, dovrebbe essere in teoria questa vetta, in teoria. Quindi noi andiamo dritti e 10 minuti Ponte Tibetano, vai. Guardate giù di qua intanto, che figo, sempre bello qua. Miki, Mi sto già... ci siamo? Sì. Siamo arrivati al ponte e aggiungeremo 25 metri di lunghezza rispetto a quello di Val Noana, quindi Miki 25 passi in più oggi. Pronta? Vamos! Vai! Scopriamo insieme. Questo è molto molto più stretto rispetto a quello di Val Noana, non me lo ricordavo. Vamos insieme a Michela! Ponte Tibetano di Valli del Pasubio, detto anche Ponte Avis, è stato intitolato all'Associazione dei Donatori del Sangue dopo il tragico incidente che c'è stato proprio in questa strada nel 1956, in cui si ribaltò un furgoncino a causa di un errore dell'autista. 15 persone persero la vita, mentre 11 persone vennero portate d'urgenza all'ospedale di Schio per essere curate, e vista la gravità della situazione venne chiamata la popolazione a donare il sangue per salvare la vita a questi uomini. La popolazione si mosse, chi era già donatore e chi lo è diventato proprio da quel giorno, e quindi grazie a questo gesto l'anno successivo, quindi nel 57, nacque e fu costituita l'associazione dei donatori del sangue di Schio, e quindi questo ponte è stato dedicato a loro e dedicato anche al bel gesto che è quello di donare il sangue. Stiamo parlando di un ponte di 100 metri, 30 metri sospeso nel vuoto e con una visuale spettacolare. Michela oggi è messa alla prova durissima, però ce l'ha fatta anche questa volta, e adesso circa 40 minuti Campogrosso. Siamo quasi arrivati a Campogrosso, ogni volta restiamo incantati da quella casa lì che è bellissima, e dietro di lei c'è questa parete allucinante dentro il grandangolo dove vengono a scalare. Anche da questo rimaniamo sempre incantati. Eccoli lì, i Che pazzi. bello deve essere Guarda dov'è. riuscirlo a fare. Guarda dov'è. Arrivati, conquistato anche il rifugio Campogrosso, siamo a 1450 metri. Guardate che figo il Carrega dietro. Parlavamo poco fa con Michela che a fine settembre può esserci un ritorno del Fraccaroli, però. Beh, per me è una novità. Allora, qui potete fare colazione, pranzo, cena, dormire, potete fare tutto quello che avete bisogno di fare. Noi pausetta frutta, che adesso inizia il bello, ragazzi. Adesso si comincia. Ci siamo riscaldati adesso. Sì, per riscaldamento di 7 km. Top. Se volete farvi un giretto tranquillo, quindi accessibile a tutti e in piano sui pascoli, seguite per Malga Boffenthal, che è bellissima. Tra l'altro vi consiglio di mangiare. Potete andare in Malga e ritornare qui in rifugio tramite un anello, oppure proseguire verso Pian delle Fugazze per completare l'anello di Campogrosso. E noi invece seguiremo per Forcella del Cornetto, a 2 ore e 3 quarti da qua. Sempre di più. Più ci avviciniamo, più ore sono, ma com'è? Allora partiamo. 40 minuti da Campogrosso, dove eravamo, ci troviamo al passo Baffera, figo, fighissimo. E adesso tutti e tre gli apostoli, la croce del Cornetto non la vedete perché è dietro a questo picco, ma appena lo giriamo ve la facciamo vedere. 1660 metri intanto. E ricordo dobbiamo arrivare a 1000. 9? 2009. Sì, 8,99 in teoria. Vai! Allora, le avevamo visto ieri in foto, sempre per mettere alla prova Michela, povera donna. Ma davvero? C'è questo ponte. Dai. Allora, può sembrare banale, ma io che non soffro del vuoto vi dirò che è un certo che
lo fa. Eccolo là ragazzi, Eh sì, cima a Cornetto. Vai. dai. Siamo quasi, dovrebbero mancare circa 3/4 d'ora, siamo cotti, si può dire. Sì, si può dire. Abbastanza cotti, però... È intenso? Sì, intenso, bellissimo, Sì, beh. per carità. Intenso, ma proviamo a darci forza. Dai, dai Miki che ci siamo quasi. Dai. Dai. Ci accontentiamo di aver conquistato Forcella, Cornetto, e non la cima perché c'è il pezzo attrezzato che ti porta su. Avevo visto qualcosa ma non pensavo così tanto. Scusate se non vi calcolo, Michele intanto è concentrata a non guardare giù dei strapiombi. Allora, se si sale via Buffaland come abbiamo fatto noi, si trova il pezzo attrezzato da fare alla fine per arrivare su in croce. Mentre se si sale da Boffenthal ci sono i sentieri che arrivano, l'abbiamo scoperto anche noi adesso. Peccato sì, caspita. Quindi torneremo più avanti sicuramente e faremo il versante dalla parte del Boffenthal, perché vogliamo vedere sta cima a Cornetto per Sì. forza. Un peccato, ma comunque sia un gran trekking, non ci demoralizziamo. Ora torniamo per la strada che vi porterà dopo il ponte tibetano, quindi tagliamo un bel po'. Ci vediamo giù. Ciao. Siamo partiti da 5 minuti? 10? 10. Si vede già l'ossario e anche il rifugio Balasso dove abbiamo il camper, ci vede anche il camper se zoom, il secondo da sinistra, guardalo là. Eccoci ritornati in strada nel bivio che vi abbiamo fatto vedere stamattina. Allora, riguardo i percorsi, quello che abbiamo fatto per discendere è il percorso più rapido per salire, ma di contro non c'è praticamente panorama. vista. Il percorso che abbiamo fatto noi all'andata è il più panoramico, ma è molto esposto e per arrivare in cima c'è la parete attrezzata. Invece il percorso di Malga Boventhal mi ricordo che è un po' esposto, sì, però arriva su in cima. però arriva su senza ferrate, cose strane. Quindi vabbè, vi abbiamo fatto vedere un po' tutto e sarete voi a scegliere poi cosa fare. Adesso giù al Balasso, vabbè, c'è un birrone da sì. paura. Siamo quasi arrivati, però guardate là, Rifugio Papa, dove eravamo 2 settimane fa e oggi c'è pure una bella giornata. Chiaro. E di solito quando andiamo noi al Papa si mette d'accordo con le nuvole che salgano su. Sempre. Rifugio Balasso, miraggio. Direttamente dal chiosco del Rifugio Balasso ci ha sparati 2 birrette che ci stavano alla perfezione. Ci hanno offerto 2 polpettine che fanno loro, Mamma mia. spettacolari, te le offrono lì in aperitivo. Molto bene, e abbiamo prenotato 2 grigliate da sport Mamma, non vedo l'ora sia stasera. per stasera. Ci hanno detto che non c'è problema, che lo fanno in tanti di chi viene su in camper, e quindi oggi pomeriggio relax, stasera troviamo pronto anche. Cioè, meglio di così. Comunque chiudiamo con quasi 18 km e quasi 6 ore di camminata effettiva. Vi lasciamo lo screenshot di Strava e noi ci vediamo dopo per la grigliata. Domani mattina vi facciamo vedere un'area sosta che usiamo spesso per fare carico e scarico gratuito qui in zona, quindi ci vediamo dopo per la grigliata. Intanto missione Caneferri, vamos. fame. Ho fatto una pennica oggi pomeriggio 1 ora e mezza da paura. Sì. Adesso canne ai ferri, Luke che non ne vuole sapere di muoversi. ce la fa più. Dai, Luke. Birretta stesso tavolo di stamattina. Ma che spettacolo, cioè guardate davanti. Stupendo. Qua c'è il chioschetto, mentre di là la parte ristorante che hanno diviso. Ci sta perché comunque di qua si beve in serenità. Esatto. Di là si mangia in serenità. Tutti sono felici. Noi non abbiamo le nostre birrozze davanti e aspettiamo i vasconi della carne, abbiamo una fame. Spettacolo. Sportina recuperata. No, guarda, se non me la mangio per strada. Mamma mia, ci vediamo in camper per l'unboxing, ovviamente.
Unboxing ufficiale da Michele anche stasera. Attenzione. No? Madonna. Bella. Guardate che Robetta. robetta. Che roba. Abbiamo speso 28 euro di tutto, quindi 2 porzioni di grigliata. 28 euro, 12 di area sosta, 40 euro totali. Ci sta, Attenzione la seconda. Siccome abbiamo fame, noi ci Ciao. vediamo direttamente domani mattina, ok? Ciao! Come detto ieri, vi portiamo stamattina a coprire l'area sosta di Schio, che noi troviamo molto comoda per quanto riguarda il carico e scarico. Sì. Danno la possibilità di entrare e avete 30 minuti di tempo per fare appunto carico e scarico senza pagare nulla. Top, servizio È un'area top. bellissima, tenuta da Dio dal club camperisti dell'Alto Vicentino, da quello che ho letto, che volontariamente la tengono tirata veramente come un gioiello. Ma è uno dei posti preferiti per scaricare perché Sì. è pulito, è Sì. comodo, è proprio bello, bello. Sì. La usiamo molto spesso, che di solito la domenica, andando noi a pranzo dai genitori di Michela, abitano lì vicino e quindi la usiamo praticamente quasi sempre al rientro. La sosta comunque, compresa di corrente e vabbè appunto carico e scarico, dovrebbe costare 10 euro 24 Sì, in ore. teoria sì. Servizio veramente d'elite, quindi tanto di cappello. Niente, vi portiamo a scoprirla. Comunque ieri sera ci hanno spazzolati tutta la carne, Vergognosi. buonissima. Beh vabbè, dopo il trekking di ieri mattina ci stava tutta, veramente molto buona, e quindi complimenti a Rifugio Balasso, tanta roba. Arrivati, questa è l'area sosta di Schio, guardate che spettacolo, tenuta benissimo, tiene circa una ventina di camper. Si entra da lì, viene rilasciato il biglietto che servirà poi per uscire. Attenzione che dal 31esimo minuto scatterà la sosta giornaliera di 10 euro. Questa è la zona di carico e scarico, vedete tutto pulitissimo. Lì c'è la zona svuotamento cassette VC, la nostra scegliatrice ufficiale di cassette. Ma qui è un gusto svuotare le cassette VC. Ah sì, perché c'è questo tubo, È comodissimo. non si vede nulla, è comodissimo, pulito e quindi molto approvato. Secondo me quest'area è comoda per chi ha le bici, che lasci qua il camper e vai tu a farti tutti i giri. Torre, Valli del Pasuvio, ah sì. Questo sarà l'ultimo video prima delle ferie estive in cui ci fermeremo. Già. E vabbè, ci rivediamo a settembre con i video delle vacanze, continueremo con i trekking e tutto il resto. Signori, alla prossima. Ciao. Ciao.